Un saluto e un ben chiatas perché sei da chi a passare in compagnia e voi come al solito venga un ospite in studio e è un ospite che è giovane e un lavoro gradito perché non sviaggerà un bel balcone su a Spiezze dal Friuli e da Chiarnie che forse non lo conosci. Tra l'altro è un giovane che ha girato un po' il monte, un'attività che è particolare, nuova per certe Spiezze in tal nostri territori, ma e si intarin proprio da lui che il ringa conosce il plan insieme con queste chiacchierate alla man come chi si insolita fa. E ospita le Massimo Garlatti Costa. E lui è di Udin, no? No, ecco, continuus qui che tu sei, Massimo. Così i Virgin Ok. Dorman. Beh, io sono nato a Udin e sono stato a Udin fin alla fine dell'università, dove ho studiato a Trieste, scienze politiche e sociologie delle relazioni etniche, quindi eri già un po'. A tu era già in via Skeltroi Sì, distinte culture dalle minoranze, minoranze. sì. Infatti mi hanno sempre appassionato. Però intanto avevi sviluppato un'altra passione, un lavoro grande, che era che di fare film, dai video, dai radio, ma soprattutto dai video, dai cortometraggi. E praticamente appena finita l'università ho fatto una prova al Mont Real e ci ero subito di tornare a studiare. Perché la passione per il film era massa grande e ho fatto una seconda laurea, mi sono andato in Inghilterra, ho studiato a Sheffield, mi sono laureata poi in regia e sceneggiature e sono stato lassù per design, non fa Quindi insieme. hai fatto un'esperienza, non da poco. Ma un'esperienza bella, bellissima, perché che volte non è come che si può studiare cinema anche qua in regione, che volte non era Non questa deve. possibilità. Tu vai di là o a Roma o tu vai di là fuori d'Italia. E quindi io sono andato in Inghilterra e mi sono trovato un lavoro bene, ho attaccato anche a lavorare, là prima come sceneggiatore, dopo hai lavorato per la BBC dal Galles, anche lì minoranza torna un po', e là che hai fatto un gran numero di cortometraggi, documentari, dopo sei andato a Londra, pubblicità, e in questo percorso mi ha portato a pubblicità in Daura a Milano, in Italia, là che è continuato e dopo hai deciduto, anche sì, perché avevi nostalgie, anzi, sei tornata a Chiase e hai messo su una chiesa di produzione di documentari, pubblicità, video promozionali a Udin. Dal 2000, non mi vicinanza, dal 2004. 2004, Sì, 2004 forse, sì. esattamente. Ecco, ascolta, che è stata esperienza, a parte che tu sei stato anche in che era stata la scuola di Ermanno Olmi, no? Sì. Che è un personaggio in che è il monte dal cinema, quindi. Ma dicono che dopo la scienza politica sono stato che volte a che età lì io poi io non sono lento in certe robe, non sapevi se avevi i numeri e quindi facendo che il corso lì con Ermanno Olmi anche per provare se, se mi piaceva, se avevi i numeri, mi è piaciuto un lavoro, soprattutto perché lì proprio si fa di un documentario che è di Olmi, no? Un lavoro La caratteristica, sì, particolare, proprio. particolare per altri territori, sì, umano, e che mi ha dato anche il proc poi dopo di lassù in In Inghilterra. Inghilterra. Sì, 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 sì. E ascolta, che esperienze fatte in Inghilterra? Dal tuo punto di vista, è stata la strada giusta parlare da un dal tuo sum, dice che proprio tu avevi passione tu di arrivare? Sì, io tornerei assolutamente su Vest di Fallo, lo farei 100 volte. Per due motivi. Il primo è perché insomma, è un altro monte e secondo me è sempre importante vivi e la
fur proprio per apprezzare ciò che tu lasci. E per la lingua, perché per me era importante anche imparare, infatti già lo sapevi, però insomma lì dopo di science tu la lingua diventa la tua. Ovviamente, per la bastias no? Sì, sì. E dopo secondo me è il sistema che ho imparato di lavorare là. Là sono un lavoro pratico. In Gran Bretagna o dal mondo anglosassone dicono che il mio lavoro, no? Dal media, da regie, da produzione, video, è un lavoro pratico, è un lavoro funzionale. Cioè tu hai un budget, tu hai un obiettivo, tu hai quello, tu hai una divisione dai ruoli, un lavoro preciso. Difatti quando sono tornato in Italia ho avuto un piccolo shock culturale, no? Perché soprattutto quando sono andato a Roma, è un altro mondo. Mi ha fatto capire che hai fatto bene lassù. Cioè alla via in pratica tu sei inquadrato per certe specie. È un lavoro, quindi tu hai, è un lavoro come un altro, è un lavoro creativo, ma la creatività ti riesci a vedere i limiti, e avere un obiettivo e sapere ciò che tu hai di fare. Non esiste la figura del maestro che tanto applauso in Italia, perché secondo me arriva a dare tutta la sua creatività se il sistema è un lavoro organizzato. Ecco, ascolta, allora, per far capire anche che non hanno... Sì, scusa. No, anche per me è una curiosità, che non hanno nessuna conoscenza di queste materie, sì. No? Danno qualche indicazione praticamente su cemieschi do pravis, c'è tipo proprio ma lì te scuole o proprio no, dopo anche da pratica, perché tu sì. dopo da parte di scuola tu sei slato già metti in pratica, sì, che tu hai fatto anche sì, cortometraggi, documentari e via, quindi sì. tu hai messo in pratica, quindi praticamente tu c'è do pravis tu, c'è mutere il to opera la partenza e la rivisi, ecco, sì, sì. per capire un po' che... Beh, per capire, è come fa su una chiesa. Tu hai l'architetto, sono i muratori, è il responsabile della costruzione, è che ha fatto il plan di chiesa, quindi due di sapere fa per un obiettivo. Quindi io mentre scrivevi e facevi la regia, che non le neanche dite che un pensa l'idea alle anzi il regista. Può essere, ma può essere differente. Insomma. Esatto. Dopo è una produzione che ha un budget o determinato base, no? Tu sai dove là di là il prodotto e dopo sono professionalità che uno ha di rispettare, cioè un che fa il cameraman, un fa il direttore di fotografie, che è che controlla i slus, che si occupa dal zoom. E dopo logicamente se la produzione è grande tu hai 30 persone o più che lavorano, se la produzione è piccola anche magari una persona sola può fare quel lavoro lì, però ha di farlo in una maniera un lavoro come si può dire, puntuale, pratiche per arrivare all'obiettivo. Se no lei perde energia. Ma pensi che induci la borsa è un po' così, no? Forse l'idea che la Inte ha dal lavoro, dal registro, di quel che lavora dal video è che di un che magari lei al fase un po' così improvvisando, no? Io credo che non sia di due di manco il verde che roba lì. Sì. Ascolta, però il regista in che contesto qui è che ha la voce di capitolo, è che dà le direttive. Assolutamente. A rispetto, come tu dicevi, dai compiti. In realtà lì è proprio la differenza tra il mondo latino e il mondo anglosassone. Perché durante il mondo anglosassone il regista è sì il creativo, è il libero, però il produttore è quel che dà il limite al regista. Perché tiene la sacchetta dai base, sa durante la di là il video, quindi il regista è protetto e guidato dal produttore. In Italia, quando sono andato io a Roma, che mi aveva chiamato per fare un film, io ho capito che in Italia no, era un po' più come si dice, libero. Non è in confini, sai? No.
Cioè, i tiam se vengono in... Alle ne vorrei più disingo, no italiano, sono queste figure dal regista, perciò avevo avuto negli anni 60, come magari no, però negli anni 60 avevo avuto incredibili registi, no? E quindi è più un altro mondo. Per me, poi magari come torna si è un po' più inquadrata a quel sistema che è più funzionale. Poi. Ma anche dai risultati, anche funzionale anche dagli avanti risultati dopo. Disin che là è un'industria. Dopo tu arrivi all'America, tu là che sta portata al massimo, no? Cioè, con i limiti scala, no? Perché non le dite che è sempre positivo. Però disin che tu hai di rindi. E tu hai di rindi anche in te creatività, no? E quindi disin che dopo uno può stare lì a perdere tempo, però alla fine... Ascolta, si fa fare, è difficoltoso, vei che essi come punto di riferimento in che contesto, cioè il registro in che contesto è il punto di riferimento? Sì, oddio, sì, tu hai un lavoro di pressione. Disin che il regista più grande è il set e più tu hai decidi tanti svolti, perché tu organizzi due prime e tutta la disorganizzata, preparata, a che ore, che il dia, che il momento è di fare. Però insomma sempre succede sempre all'ultimo momento succede. Qualche altro che non le calcolano. No? Ma come sempre. E lì tu hai, insomma, non tu puoi svelare certezze, cioè tu hai di dire, o fai in che, quando tu hai disin che il regista là di 9 alla di non dici io magari i giolt sotto pressione no? I lavori migliori sotto pressione e magari qualche d'un altro no, quindi quando tu hai 30 persone che ti domandi c'è Fasio che la via che la serota il figlio, no? sì e tu dici che come magari è su un estranei però quando gli spieghi per me fa un video, fa un film, è sempre un esempio in lavoro, è come la in guerra in un certo senso. Io hai a me truppa, io hai di essi un esempio e io hai di portare alla fine alla realizzazione del film e quindi non puoi dire non sai, hai sempre di avere una risposta. Ascolta, e quando tu arrivi insomma, la soddisfazione è in misura del risultato o è comunque? È più grande da sfruttare, perché uno che fa i pensi come Beatrice, che il lavoro lo fa per passione. Vabbè, indubbiamente. E quindi è difficile spiegare. No? Pensi Sì, che tu lo capisci benissimo. Tu lo fai perché tu hai una passione e tu hai un obiettivo e una storia di contare. La storia possei un film o anche una trasmissione. Massimo, qual è il top in lavoro che tu reputi il top in lavoro di che trattavi contanos un po'. Io ho fatto un primo lavoro che come mi viene di ridere a dirlo, ma il primo lavoro che ho fatto che eri proprio un frutto è fatto Telefrico che era un telegiornale, un lavoro comic un po' sul stile dei Monty Python. Mi pare che era il 92, sì. E dopo era un lavoro divertente, sì perché come non sai, 3 anni sono passati. Qualche anno. E dopo man mano hai capito che che il mio lavoro era proprio la regia. E quindi dopo ho intaccato, ho fatto tante robe per Furlan all'inizio, dopo ho fatto, quando sono lassù in Inghilterra, ho fatto praticamente dome per inglese. E in genere c'è tipo... Io facevo fiction, quindi finzione, dei cortometraggi, di finzione, comiche, robe più divertenti, surreal, la mia qualità è di fare la comicità visiva. Come, cioè, sempre quei termini, ne vorrei... Però tipo Charlie Chaplin, cioè nel senso, una comicità che tu viodi e non commenti in tante parole. E dopo però, quando hai sviluppato la tinta davanti, hai avuto questa passione che è tornata un po'
cioè che avevi studiato, di fare documentari a impronte sociali e storiche. È storiche, cioè, Sì. sì. Ecco, dopo tu hai detto che ha suonato il campanello nostalgia e tu sei rientrato in Friuli, no? Sì, E quindi dopo tu ti sei dedicato anche a altri specifici al Friuli, no? assolutamente. Sì. Eh, E il disegno che l'hai fatto col Chiaf, dice che io avevo avuto 4 anni in Galles. In Galles si fa il gallese, che è un'elenghe. E vin viodut che facevi in là, i avevi viodut che varesi in vud no di fa qua. già. E quindi subito hai pensato, bisogna fare una televisione, quando hai attaccato, anzi torna a casa e hai collaborato con la RAI regionale, e hai pensato, bisogna fare una programmazione per Furlan che sia non buine come che per Taglian, ma migliore, più innovative, più differente. E che è stato un po' ciò che vi fatto, perché disin che fa un programma per Furlan, tu avevi smancul, come si dice, limit, no? Perché non si spietavi tanto. E allora l'idea è stata proprio che di fare sempre una programmazione, un'evore dei documentari, un'evore differente. Il primo che hai fatto, perché prima hai fatto tantissima pubblicità, no? E quindi che mi aveva dato un po' sia a Milano che a Londra, che mi aveva dato un po' il stile, anzi un'evore visiva e svelta. Beh, ma è più veloce, svelte, sì, sì. Sì, di contare una storia in 30 secondi. Che non è facile, anche quello però. Ma la bella. Perché contare una storia in 30 secondi tu vai all'essenziale, Beh, no? ma anche perché tu vieni fatto anche cortometraggi via, tu avevi già disin l'orientamento, o un tipo di preparazione in No, che sì, tu sai ciò che tu sei, no? No. eh, eh, E disin con la fab del cortometraggio a pubblicità, per me era un po' più bello, perché di 3 minuti, 10 minuti, avevi di là 30 secondi, a 15. Contavo una storia in 15 secondi. proprio dalla DS, dove c'è che si squin con te, in pratica, no? Esatto, e dicono che in Gran Bretagna in inglese sono dei maestri a fare pubblicità. E quando sono tornato qua avevi pensato, ok, come faccio? E mi pare che la prima trasmissione, che la serie era una serie di 12 puntate che fatta per Furlan, allora si chiamava Intincourt. Pardì era in 5 minuti, dove si presentava un po' particolare, che aveva una grande, grande passione in Alc. E era in dei video dove non tu avevi il presentatore, allora si contavi indirettamente. Allora mi avevi veduto una roba, una trasmissione in Gran Bretagna che si chiamava Video Nation. Tu là che davi la telecamera alla Int e la Int si autofilmava. Però tanto la telecamera alla Int normalmente era Int che voleva farsi viodi e a me non mi piaceva. Quindi ci rivint che non Che voleva. noi manco la... E allora Perché sono più naturali. esattamente. Allora noi stavi con queste Int e filmavi con loro un paio di giornate, o anzi una giornata, e ho infatti per tipo un signore che ha costruito un elicottero in garage, un signore che la sua passione era di fare pipines. Cioè, sono dei situazioni strane, no? strane e biele, perché è come un quadri, no? In 5 minuti tu sai che queste persone hai. E ascolta, dal tuo punto di vista, il Furlan, c'è misure può di alvei e c'è forza può di alvei dal mondo dei media in che stenti lo che tu operi tu. Ma secondo me può avere una forza grandissima. È una lingua, quindi come tutte le lingue del mondo può farci caullo. E soprattutto è una lingua che non ha di rendi conto di nessuno, è più libera. Non so se mi spieghi, secondo me bisogna olsà quando tu fai per Furlan. Tu hai di fare una roba che per tagliare magari ti faresti in 1000 domande. E per Furlan tu puoi fare proprio perché è una lingua piccola. E con la lingua piccola tu puoi sburtare. Io, siccome non sai, ma tanto era un finto documentario. Io mi visi quando eri in Galles e avevi pensato, avevi scritto una specie di film di 40 minuti che si chiamava
Buris, Libers di Scugni, che raccontava, e era tutto falso, questa chiesa di produzione di film porno in questo paese che non esiste, che è Buris. E perché l'avevi pensato? Perché dite, c'è podino fare furlans, all'era il 2000, la roba più assurda che podin fa con la lingua furlane. E dite, beh, fai un film porno, che non è, Non è porno, ma non è, era tutto, racconta un po' così. Però un personaggio alla dite una frase che logicamente era tutto scritta, e la frase era il furlan diventerà la lingua ufficiale dell'Arcor mondiale. Questo piccolo documentario è stato chiappato dal programma RAI radiofonico e quindi all'attaccata anche a girare in Italia, alla avviato il festival del finto documentario a Torino, è stata presentata la settimana delle culture a Montreal, cioè ossin no che si limiti a pensare che fa una roba per furlan a sé di piccole. Perché se uno non sa italiano e non sa il furlan, per queste persone è compagno. Vedi il film sottotitolato per tedesco, per un'altra lingua qualsiasi. E viene di cambiare mentalità anche noi, insomma, quindi cresce un tic di più, più che altri, viene un tic di stima di più. Ma si furlan è difficilissimo. Ascolta, dinos al Cati in che modi che lavori, ma tu hai partecipato anche però a concorsi e via, Sì. e c'è, dinos qualche esito che tu hai avuto. Beh, ho vinto, disin che hai fatto un lavoro di festival, quando facevi cortometraggi, ho avuto premi in Francia, a Los Angeles, sempre per la roba un lavoro corto. Corte, sì. Sì, con questo cortometraggi che avevi fatto per la BBC, per Channel 4, e anche con robe, per dire, un cortometraggio che lo hai fatto con Gno, l'hai fatto al Quint del Ciman. Ah. Ha vinto il primo premio a questo festival per il mio documentario a Los Angeles. Mi hanno telefonato, avevano dato questa festa, mi hanno chiamato e mi hanno detto che ha vinto con questo corto e mi hanno dato anche un premio, ne vorrei gradito. E quindi sì, no che si autolimiti, i pensi, ma lo capisco quando magari l'infuro un momentino. E un calvifa che non si rincontri. Un calvif che, secondo me non si, cioè tu apprezzi ciò che tu sei se tu hai coscienza, ma queste coscienze tanti svolti, tu hai di viodile quando tu torni. Sì. Tu hai di là al monte. Ma in effetti che lavoro che si luviò anche proprio in tal paese, che ha girato un tic, non necessariamente dal forest, anche proprio dove in Italia, quando torna ai viori nel paese in un volo differente, sono portati a fare differenti per il paese. Robe che sono magari simili al paese, invece va bene così e non si crea neanche... È un po' il problema che viene come Furlan Stiarniei, è il problema. È il problema che i pensi, quando tu hai di sapere, conosci la tua tiare e la tua realtà. E il dopo tu hai di viodile col voli di quel calven dal di fuori. Allora tu l'apprezzi, no? Cioè, in Chiarnie, per dire, vieni in ca, io c'è l'aviatore e dicevi, sì, bielissimo, no? Però magari uno sarà abituato a vedere di robe biele, non la tiata neanche più biele. Quindi, e comunque era sotto voi degli dì, è normale, quindi normale. non si maravigliati, no? Secondo me, ma è proprio un discorso che noi come popolo. Ecco, ascolta, dopo tutta fatta anche un bel filmato proprio dal 2004, Friuli, via sta storia, che è Sì. proprio un documentario che riguarda proprio specificamente la storia del del Friuli. Sì, l'hai fatta dal 2004, era proprio per contare la storia e lì anche hai doprato una maniera di contare un evore differente, cioè sono tre design, praticamente volevi contare la storia di là che la storia è stata fatta. Quindi hai ciruto un presentatore e lo hai chiamato in Loris Vescovo che era un musicista. Perché volevi una musica nuova, Diverse. differente, giovane un po',
differente e alle ridotte logicamente scritto tutte le sceneggiature e si partiva dai Castelliers e si arrivava fino al 1420 quando il Friuli è colato agli Mans di Vignese. Però lì tu vedevi tutto il Friuli, si lava a Tor e tu avevi ricostruzioni storiche, ma per dire, quando vi contato la Chiarnia, i Carnix, per non dire Chiarniei, il popolo, gli antenati dei Chiarniei, si là sulla Smon, sulla plefca di San Piero, il Lavingator, e che permetteva alla India di vedere una storia vera, vive. Beh, che filmato infatti oggi in no, perché la provincia non ha fatto proprio in occasione da Fieschi da parte del Friuli, qualche anno fa che lo vin più volte, infatti io dico che l'estate è apprezzato, perché tante in proprietà ha fatto riferimento, ecco. Quindi no, che sarebbe per far conoscere il tipo di lavoro che tu fai, quindi magari è un riferimento preciso, no? E, dopo comunque tu hai la collaborazione in ore di voi proprio con la RAI e via, specificamente su Robin Furlan. Tu dici che tu hai un cantonut da opere è destinato proprio sempre a lingue furlane, no? Ma sì, perché per me è importante, innanzitutto ha più valore. Perché insomma tu lo fai e tu sai che la roba che tu fai per Furlan ha di essere fatta benissimo perché non è tante. Quindi tu hai di mettere il cuore per fare, perché insomma la produzione audiovisiva in Furlan è limitata. Quindi tu hai di fare bene, tu hai questa responsabilità. E con la RAI appunto abbiamo fatto dopo che serie che hai menzionato prima, in Tincourt, e dopo abbiamo fatto un'altra serie che si chiamava Sun Sator, là che è un po' sul stile di Roma-Milano questa trasmissione, queste macchine arrivava il presentatore che acchiappava il musicista o artista e lo portava a Tor. E dopo tu avevi i video delle band e video anche di minoranze per Europa e lì tu facevi video di Sancel Friuli, no? E che era divertente perché tanto che i due uno guidava, che era il presentatore e faceva domande e che l'altro era preoccupato che quel che guidava non stava attento alle strade e quindi si rilassavano, si dismenteavano di essere intervistati e quindi una roba ben più naturale, ben fuori che c'è che sono i rapporti più diretti, no? Esatto. La sintonia è plena. Ah sì, assolutamente, dopo si dismenteavano anzi, sicuramente. Ecco, ascolta, ti ho fatto riferimento prima che tu dopo trasmettuti in PIS a chi ha una società di produzione multimediale, dove tu sei come tu operas. Sì, Raya Films. Il nome da dove la Vegnal. Raya Film. Raya Films. Sì, Raya vuol dire tanti robis. Vuol dire confin in finnic, in finlandese, vuol dire paron o servo, a seconda che si dica serbo, sono i bosniaci che lo dicono, vuol dire pas, però io l'ho dato perché era il nome del metiane. Ah, dopo scuviart che era tutte queste robe è un motivo affettivo totalmente quindi io chiamo Raya Films. Ecco, Raya Films. Ascolta, e allora di c'è si interessi Raya Films? Raya Films si interessa di produrre che disinca è a Udin? È a Udin, assolutamente. Raya Films quando l'hai messo su e volevi essere totalmente indipendente. Perché la mia sensazione era che come regista in Italia avevi più problemi di quando eri in Gran Bretagna. Perché in Italia dicono che tu sei più dipendente dal produttore, in tal senso di ciò che tu puoi fare. In Gran Bretagna hanno più un stile da gentleman dal lavoro. Che in Italia pensavi... C'è come avevi avuto esperienze a Roma, a Milano, mi ha insegnato, ok, tu hai di essere anche tu, messo sulla tua ditta, tu puoi sapere ciò che tu fai dall'inizio alla fine. Ma non l'italiana. No, esatto. E quindi Raya Film è stato importante perché sapevi esattamente
come avevi imparato, qual era il budget, c'è come avevi di fare, dove avevi di fare, e controllavi tutto il sistema di produzione. E per me che era essenziale. E soprattutto facevi la roba alla massima qualità che potevi permettermi con quel budget che era stabilito, che era fissato. Sì, ti dico che a Milano era un po' differente, perché logicamente io dipendevi, eri un dipendente, eri il regista Vonde, quindi non potevi dirvi voi che è lo che l'altro, no? Ma ascolta, come attività tante marchiate? A lei, sì, secondo me a lei, non si inca un po' dai confini dell'impero. Si dice che fuori dal mondo ogni tanto. Sì, sì, fuori dal mondo, sì, sì. Sì. Però alla fine dipende, la mia bravura è di fare programmi, documentari di qualità che io vedo bravure non come tal momento quando lo fa, ma anche di senso dopo. Che resta, sì. Che ha di restare. E insomma, è un lavoro, ma voi dite a te che insomma si collega, tu capisci benissimo. No, io sei un artigiano di che mano vai. Ma compagno, anche io sono un artigiano. Però insomma, io hai capito che si rive, però tu hai di pudasank, logicamente. Ma le anche biel, perché dopo che tu hai soddisfazione e tu sai che miglior di così non tu potevi farlo. E quando tu sai che miglior di così non tu potevi farlo, tu hai fatto il tuo. E dopo la bravura è anziché di portare fuori questi lavori e fai girare, no? Il più possibile, anche fuori dal Friuli. Cioè, dicono che quando tu fai un documentario, è un talk di te, no? È totalmente un talk di te. Poi io, dato che sono un po' accentratore, e di dadut. Ascolta, ma tu hai fatto recentemente, mi pare, le attenti al discorso della guerra, no? Sì, assolutamente. Dinos il titolo. Isonzo Front. Ecco, che dice tratta il che c'è robe... E torni sempre lì. Al Conte, la prima guerra mondiale, in una forma umane e sociale. Al Conte la storia attraverso i diari, è come una Spoon River, in Furlane. Noi abbiamo avuto il front della prima guerra mondiale che era qua. Il Friuli è stata la prima volta che era il centro d'Italia, non dove socialmente, economicamente e politicamente. Non era una bella roba sia al centro che volte. In quel momento in quel momento no. Però va contato che il Friuli ha vissuto che i 5 anni, c'è un tocco all'elata cultuare di Sinvuere, a parte appunto che era sotto Iosburgo, e tutto il documentario al conto, infatti il sottotitolo dall'Isonzo Front è La mia storia. E al conto attraverso i diari dei int, dai soldati di qua e di là, di una banda di che altre, dai frus, dagli feminis. Era proprio anche un lavoro di talk sulla Chiarnia. Guglielmina Petris aveva menzionato talks come la rivolta a Villa Santine, quando hanno protestato domandando pane e lavoro. E tutti questi documentari che durano un'ora, è una docu-fiction, dove tu hai sei storici, il principale è Giacomo Viola, che racconta la storia, tu hai una voce narrante, tu hai il materiale d'archivi, che ho visto dalla Cineteca del Friuli, e per contare i diari, volevi fare proprio filmate, i Prince Planks di Int, perché il materiale d'archivi non è che facevi in video che eri il 15, 16, 17, non avevi il concetto dal primo plan. E quindi mangiavi gli smusis e non vi filmato. Tu hai tapponato che busi dopo. E perché quando uno ascolta queste drammatiche diarie sono dai tocus, no? Se bevo lì un momento l'espressione. Tu hai di voi delle persone. Sì. E quindi il documentario è un lavoro umano, al conto della storia delle guerre in una maniera totalmente non di guerre.
E mi pare che lo porta da Torpa al Friuli, no? Sì, l'ho portato come va a Torpa Friuli, è stata a Saint-Denis, a Codroip, è stata a Voleson, era a Trieste, a due in origine, l'ho presentata a Storia, al Festival di Storia, e è stata in Rai, e è stato il primo di documentari non archeologici a essere selezionata dal Festival dal cinema archeologico di Rovereto. Perché hanno detto che c'è molto che era fatto anche a livello scientifico, poteva entrare, anche se non era materiale di archeologia, no? Però è una maniera di contare la storia umane che a loro piaceva. E come vi fatto un gran discorso, Sì. no? Massimo, mi ha creato una buona idea, però volevo arrivare al parcè di queste Esattamente. enti del parcè di qui, perché mi interessava anche a me in particolare, per un lavoro che tu hai fatto, come io dico, dal parcè, dal parco, e il team che ti ha domandato, vi è Cinzia Carant, dal filmato dedicato ai predi di Iglesias e Furlane. No? Intanto dimmi se muoio ti è solo queste idee. Io ho frequentato Parains, Cristian Romanini, che è il segretario di Iglesia Furlane, e dopo conoscevi i predi di Iglesia Furlane. E l'idea che mi era venuta era che di contare la storia dei predi di Iglesia Furlane. Dopo, sviluppando, perché l'idea è sempre, tu hai un'idea, dopo tu hai anche di conoscere come fa una tesi di laurea, no? Ogni volta che tu fai un lavoro, tu sai noi all'inizio e tu hai di essere l'esperta ai fine. E quindi ciò che mi piaceva di queste storie era che i predis di Iglesia Furlane, tante sono erano restate come pos. E hanno un'età, una vorrei su 70, 80, 86. Però la roba e dopo io ho sparnicciato a Torpa al Friuli, stranamente, non si sa perché, ma un ca un lounge. E perché uniste forse vorresti potuto fare. Esattamente. Però la roba che mi è piaciuta tantissimo di loro è una roba semplice. Loro di 43 anni a domandi sempre che il mondo si è cambiato, ribaltato. E noi anche magari tante volte c'è che non sommava giusto domandare 40 anni fa, come si sono abituati a non domandare più. E loro invece a domandi la stessa roba che domandavano 40 anni fa. Io, insomma, è quasi, ti faccio un esempio ogni tanto, è come quando tu eri militare e domandavi un volontario, tu stavi sfer e tu che altri facevi un passo in daur e tu ti diatavi a scogli fa la corvée. Loro sono restati lì a domandi con una bravura, una determinazione incredibile di fare messe e di avere l'autorizzazione e riconoscimento alla messa, alla liturgia in Furlane. E lo domandi con la stessa forza ed energia. Allora pensate, in teoria il progetto era dividuto in 3 parti, che è stato finanziato dall'Arlef, l'Agenzia regionale per le lingue furlane. Il primo è pensato in fase il presente, che è il documentario che hai appena fatto, che racconta come un'istantanea c'è che è come, che è un lavoro drammatico. E che sale il Missus. Il Missus. E dopo i disegni anche da scelte dal titolo. Il Missus racconta l'istantanea. Dopo in teoria, seduta al va bene, i Fasarin, un secondo documentario che racconta il passato prossimo, racconta perché coprecerean, racconta i predis che sono stati intellettuali organici, in mancanza di intellettuali furlans, a difendere il popolo, la lingua e la cultura furlana. E il tiarcio sarà il passato remoto, sarà qui lei. Quindi è fatto quindi tanto fa queste trilogie in cantiere. La prima è fatta, amanti in due top. Ma tu stai lavorando sul secondo? Sì.
Stai lavorando. Ma il primo era il più difficile, secondo me. Perché quando tu conti la storia, tu sei un po' staccato. Sì, però tu dici, scusi Sì. Massimo, tu sei partito, che spredi che da 40 passi anni domani si può queste robe. E su questo si arriva d'ora di fare Il film. un film. Sì. Un documentario in che si vuole chiamare. È un documentario. Allora, un documentario che ha un taglio un po' etnografico. Però io ho capito che l'unica roba che avevi di fare è facile che noi hai fatto tanto mai temme vite, la messa. Io ho seguito che i predis per un anno e mezzo da pardotto. I lavi la Kering, a messe, lavi in canoniche, loro non sapevano, come non avevano innanzi la sensazione di che Allora un studio continuato. Sì, cioè loro non capivano ciò che tu volevi fare, che tu volevi arrivare, e tu invece tu capivi che tu volevi andare più in sotto probabilmente. Esattamente. No? Perché alla fine hai capito che loro sono hai capito che queste robe che loro sono veramente l'avanguardia culturale, politiche, no? Dal popolo furlan. Allora, hanno 80 anni e io mi sono domandato, la prima domanda che mi sono domandata è: c'è popolo sino che ho vinto come avanguardia, come punta di diamante di novità dal fuarce dai predis che hanno 80 anni e sono quei che portano in davanti la nostra cultura e la voce di domandare ciò che in teoria non spietta. E secondo me che era incredibile, no? E mi hai domandato, sì, ma cioè, per 70 minuti tu mi fai visioni, però innanzitutto tu conti il Friuli e la Chiarnia, tanto. E dopo tu capisci perché il documentario racconta loro, no? Loro ti spiegano perché o sei in questa situazione. C'è ho fatto in queste 40 anni. C'è sarà di no, a livello di politica linguistica, a livello di politica culturale, ma anche a livello di economia. Perché sono predis, loro lavorano in tutto il dì. E il fatto che non si lascia in pensione a 86 anni, 80 anni, vuol dire. Sì. E quindi loro, in tutto il film, raccontano questo incredibile amore che hanno per il loro popolo, per la Int. Ma anche raccontano a noi, c'è che tanti svolti non vi vuoi più di sentire. Ascolta, vino di da una cerce come? Assolutamente. E allora come io devo si chiama tu che tu sei il trailer. Sì. Non è una parola in furlan che puoi dire. I pensi. La cerce. La cerce. E io dico insieme allora che sto di sicuro le di audibile. Le furlane è stata questa idea che potevano chiacchierarsi di tutto. Anche per fare certe scelte che non erano tutte in linea. Che quando hanno detto di chiacchierare in quelle liturgie, le lingue vivis, e cominciano tutti i preti sono passati all'italiano. Fin dal 70 e viene cominciato a domandare le messe per furlan. No? Ultimamente ho tradotto il messale, come hanno detto a Roma, che vengono di domandare il permesso di tradurre il messale per furlan. Dopo che era passata in sequi la creazione dal mondo e che Dio aveva fatto l'uomo sul suo stato. Ecco, anche perché non si è detto facendo le messe per furlan, perché e non domandando il permesso, perché il permesso è venuto da Spirito Santo, da di Pentecoste. Gli arte dai diritti dall'ONU, che dice che tutti i popoli sono compagni e che per lingue, per filosofia di vita, per impostazione culturale,
Però siete delle società civili e siete anche purtroppo anche religiose, e che dire se lei vengono sbelleati praticamente. Massimo, ci vino io come. Ho veduto il trailer dal documentario Missus e ho ascoltato la voce di Presef Tjarniel, che racconta in una maniera un'evore semplice dal domo di Vencion, in struc c'è che è il film, no? Il film è proprio chi si domanda e spiega perché che no, i varessi di si brauros, difendi e tigni di conto queste culture e queste lingue che ho vinto. Ascolta, c'è tanto materiale girato per... Tantissimo. Hai attaccato a girare e filmavi la vita ora ai predi, e filmavi messe canoniche. Mi piaceva anche il discorso di Vio del Predi, qualche prima di là a fare la messa. Perché a me mi sembrava in quasi dagli rockstar. Cioè perché il predica si prepara. Il predica si mette intorno, si vestisce, si prepara e ha là il palcoscenico che è la glese. E la roba bellissima che l'ha dita per Romano Michelot una volta che lo filmavi, era un dopo di misdì, e lui alla mi fa, era quasi nessuno in inglese. E lui tal film, al chiale, al dis, per 100, per un, si fa smessa stesso. E secondo me è incredibile. Ora fasi messe, non sai troppe volte al dì, 3 volte al dì. E penso che hanno via paesi e via, quindi sì. Esattamente, e hanno tante volte 5, 6 paesi. E hanno di cori come dai mas, per fa messe, che non è normale, perché è così per no ca. I paesi protestanti fanno messa una volta a settimana. La domenica si prepari. Loro hanno di fa e hanno quasi come fossero dalle rockstar, hanno tutto perché messe, no? E con convinzione. E con convinzione. Che io ci ho dato una roba incredibile. Ascolta, è un grande materiale. Sì. C'è tanta difficilezza dopo fa i famosi Il montaggio. E tu hai livello dal chiaf, come dicevi all'inizio, il film. Allora io ho pensato di strutturare il film da dall'an e dai chianti. Tu mi hai domandato perché si chiama Missus. Missus è un chianto dell'Iglesia di Aquilè, Patriarchin. È una tradizione unica. Uniche, assolutamente uniche che in Friuli. È un chianto che viene fatto a Nadal. A novena di Nadal. Sì. A novena di Nadal. Allora io ho registrato proprio Presef Davar, l'iglesia di Santa Maria di Guarda. Santa Maria di Guarda, sì. Ho registrato il coro e sono ridotti i solisti, che sono incredibili, stupendi. E poi il puesto è meraviglioso. E hai pensato di mettere al film il lan solar che viene, come si dice, al scadenzato, da queste musiche. Queste musiche accompagnano le immagini dal nostro Friuli e appunto Chiarnie. Questa era la mia struttura narrativa. E di framiec tu hai il percorso di conoscenze e di informazione e anche di vita dai predis. Quindi tu passi su un anno i predis, ma non dove io, passai tante volte quando hai letto il film, e quindi tu tacchi a conoscere e a sapere che ti dicono e ognuno racconta un tocco differente dal nostro mondo, perché hanno caratteri differenti. Ovviamente. Tu conosci, quindi tu puoi ben dire. Però sono, e hanno una visione unica
sono un lavoro simile in quel, però in una maniera quasi come un l'Art di San Marco, un dei colori differenti. Sì. E quella ti conta. È un documentario che ha un non so come dirlo, quando tu lo vedi, tu puoi dire, ti fa pensare. Perché altre cose, un'altra roba che io ho pensato appunto facendo il documentario, che a livello culturale, non come in una cultura che è a le donne giovani. E non c'è più tanto tempo per le persone che hanno una certa età e esperienza. E tal film invece è un film dove la maggior parte dei int è a una certa età. E tu ascolti, secondo me che la fai bene. Perché tu ascolti persone che hanno vissuto e ti conti in altro. E lei quindi, perché lei è un po' etnografica, è un film culturale, perché ti conta robe che come in questo mondo, no? Duce vogliono essere giovani, duce vogliono là di 20 anni, si ascolta che il di 20 anni e che il di 70 magari no. E ecco, che lì è un'altra tematica, un evore. Tu ascolti che si spredis e alla fine tu ti farai un ragionamento, no? Che forse alla fine se non vedi con tal film, però insomma il finale è un po' fuori tutto, secondo me. Ascolta, adesso abbiamo una cerce di poi mostrare. E allora come io ridormano anche la seconda cerce? È un tocco di un chianto proprio dall'Epifania, dove che si sente un solista che dal coro Rosas di Mont, che sono no brass di Bluey. E non di odio insieme. Dal libri di Isaia profete, lieviti su in pietur Gerusalem, parce che rivelato luz, la gloria dal Signore sta llevando sobre di. Parce che Dio che la notte taponarà la fiere e une fumate penge che arti spogli. Investiti Signore sarà come un lampion sole di te, la sua gloria plena di luci le vio darà sobre di Massimo, in particolare io ho sentito più volte se io ho dovuto, perché su internet si chiate, si legge io di scrivere smesso, se fu subito il sito e tutto, dove che si può proprio io di che cerci di filmare. E mi ha colpito un grummente il fondo musicale. Di che si tratta? Tal trailer è un violin, il violin è un strumento, è una voce umana quasi. E il trailer tal trailer è due volte dal documentario che è violin, che al di là del tempo, è un violin. E dopo principalmente ho voluto doprare la musica dal coro Rosas di Mont di Quarta e la musica cantata da Iglesia. Perché come una roba che mi è piaciuta tantissimo, è là a messa, io lavoravi, quindi, però senti la messa cantata, che secondo me alla dimensione di Zinga, è quasi una forza incredibile, tu ti senti proprio chiappato dentro. Io forse ero abituato a un altro tipo di messa, di frutta, no?
Forse se avessi conosciuto i preti di inglese furlane sarebbe stato differente. Tu hai avuto un altro rapporto. Un altro rapporto, perché loro proprio ti appiano dentro, no? Pre-Zef, pre-Roberto, pre-Romano, pre-Tonin, loro ti hanno tanto, loro ti appiano dentro, tu sei insomma quasi un gospel, no? E ti passa il tempo. Tu ti senti, hai voluto proprio da questa idea. L'unica musica, a parte dei violini, sono che musiche... Massimo, vinti a carà di che film, la gente si domanderà, ma dove si lo può dare oggi, dove la considero. Intanto io sai che tu hai messo in peace un aldi particolare, che non è che succede sempre. Viene a dirsi che tu hai staccato a presentare questo film a Torn e non in Friuli. Sì. C'è molta, intanto di noi di questa iniziativa allora. Sì, è stata una mossa, nel senso che il mio problema era che il film era per Furlan, è un film che conta la storia di Predis. E è un lavoro difficile distribuire un documentario, soprattutto se dopo il documentario, cioè distribuirlo, farlo via di attore, soprattutto in Friuli, perché se tu fai una roba per Furlan in Friuli, e dopo tutti i santi che sono dei predis dentro, la pensa che il film sia un film locale, un film piccolo, un film che non sai, no? E ho vinto questo problema come Furlans. Tra i problemi sono anche questi. Allora che non vinto rispetto delle nostre culture e tradizioni, e ho pensato sempre che duce che facciamo no, è piccolo. Allora, vi ho detto che non si arrivava con facilità a sburtarlo, e vi pensate mi è venuta un'idea sinceramente, un lavoro semplice. Ho detto, se in Friuli lo hai di Fabio di Domo una volta e al Mimur, non vale la pena fare il film. Io ho lavorato così tanto, dove ho tutta la gente che ha collaborato. E ho pensato a queste robe, lo faccio in viodi a tutti gli minoranci di lingue minoritarie in Italia. Da chi con che e ho creato il Missus Tour. Che è la violenza. Sì, suona anche bene. Difatti la prima presentazione dal film Missus è stata fatta in un paesut a 1000 metri di altezza, in provincia di Foggia, il paesut si chiama Faeto, e dove che la popolazione ha fatto un francese, franco-provenzale, misturato un po' al dialetto locale. E lì è stata la presentazione ufficiale. Grazie a un'associazione che si chiama LEM Italia, che sarebbe Lenghis d'Europa e dal Mediterraneo, che ha portato in questa loro fase ogni anno una carovana, a tiatà tutte queste minoranze, con una carovana di macchine che al Tokyo è proprio chi si associa. Quindi si sono messi d'accordo con loro e loro hanno portato il film in Sicilia, in Calabria, in Basilicata. Ho infatti il giro era da anche l'Università francofona del Sud Italia, l'Università di Teramo e l'Università, giusto per stare sempre in zona, Federico II di Napoli. E quindi Missus il primo giro lo ha fatto in Sud Italia, che nos fa capire che forse si no che si locali e provinciali. Ascolta, e c'è reazione? La reazione che tu sei stato? Beh, io sono stato a Faeto, dopo hai lasciato il film con l'associazione, a Faeto è stato bellissimo. Bellissimo perché non si intende, si lamenta che non vinca l'altro, che è un paese di 500.000 abitanti, e loro erano tutti bravorosi di darmi il materiale, perché loro una volta ogni anno a fare la messa delle loro lingue. E il problema delle lingue, delle liturgie, non è un problema dome nestri. È di tutte le minoranze. C'è che conti i predis. Non è un problema dal Furlan e dei Furlan, è un problema dei ladini, dei occitani. Era un film di locale, sì, ma internazionale su c'è che conta. Perché le minoranze linguistiche hanno sempre
il problema compagno. Ascolta, è un'altra buona risposta, tu già anche prima, la presentazione dell'Università di Parma, no? Sì, vorrebbe dire, c'è un professore che sta in riunione a fatto, era in disegno professore, il professore dell'Università di Parma di linguistica applicata, nos ha invitato all'Università di Parma per far vedere all'Università di Parma ai studenti il film, perché lui diceva che c'è che dicevano i predis e c'è molto che raccontare del film, era la base del suo corso di lingue. Allora con Cristiano Manini e con Roberto Bertossi ho presentato il film ai studenti e è stato un lavoro bello presentarlo in un'università, in un paese dove non sono anche le minoranze, perché sì, non è. E poi dopo il futuro, andiamo a il link Sabide che ca. Tu continui a girare, insomma, Sì. con questo. Sabide che ca è link in Valfassa, dalla Dins. Della Dins da Val di Fassa. Val di Fassa, e lo presenti lì. Saranno anche dei rappresentanti dei Moccani, che sono di lingue tedesche. E lo facciamo di lì e pensi che insomma sarà, cioè lì sono cousins, no? Sono ladins, quindi forse anche capiscono anche di più. Beh, sicuro che non avrà un problema di squigni a lei il sottotitolare, no? Sì. Ecco, veniva fatto in Friuli. Veniva fatto in Friuli sarà l'ultima delle minoranze che lì a Tocchià, veniva fatto viodi in dicembre, veniva fatto viodi al Domo di Vencion. Sì, perché due che è attaccata e di farlo viodi. Giusto. E viodi anche altre possibilità di farlo viodi a Udin, perché dopo attaccherà il Missus Friuli. Il Missus Tour Friuli. In Friuli, quindi chi basta anche noi dare sensate notizie di queste. E magari lo facciamo di canchiarne, secondo me, sicuramente. Indubbiamente. E i segni sceradure, Massimo. Benissimo. Allora, se tu mi interessava capire c'è che ti ha lasciato a te personalmente che lavoro. Mi ha lasciato tantissimo perché mi ha fatto pensare, mi ha fatto completamente ribaltare la mia idea di iglesie. I preti di iglesie furlane io all'inizio avevo un po' paura, no? Perché la mia idea dal preti era una. Dopo subito, quando è attaccata a favela con loro, io non mi sono neanche ponuto il problema che era in preti. Cioè per me era in OMS. E che secondo me la loro maniera di favelati e di trattati è stata per me illuminante. Io favelavi a dei OMS che mi davano tanto, che si mettevano in discussione, che hanno voglia di contatti. Quindi per me è stata, ci avrei voluto di farlo prima, sarei stato più in pace con me stesso, forse. E dopo mi hanno insegnato un'altra roba grandissime, è stata che se tu credi sono le robe non tu hai mai di mollare. E loro sono un esempio incredibile che noi e anche i giovani e vorresti di chiappare, sì, perché o si induce in che barche che vedi in 80 o 10 e ho venduto di là in che direzione e da duce che può fino all'ultimo come che fanno i preti di Iglesia Furlane. I preti di Iglesia Furlane, no? Esattamente. Bene, grazie Massimo, infatti nell'undici chiacchierate vi metto dentro al di tutto, no? Ma grazie di sicuro e vi dato motivo magari anche a che a noi sapeva di queste robe che nascono in nostre terre e vi dato motivo di imparare, di conoscere, dopo se un al vulco, i miei che sono voi, tu arrivi là in sotto a scoprire anche al di più, no? I dingi il segnale dopo che non chiappi. Grazie anche per questo bel lavoro, perché tu hai fatto e soprattutto anche per questa tua passione per le nostre terre, per le nostre ente, per le nostre lingue che è importante, perché il domani, almeno dal mio punto di vista, diciamo che lavoro in noi, è anche quella qui. Ecco. Non stiamo facendo il domani come. Quindi no, io vi ringrazio tantissimo per queste bellissime interviste e io spero di vederti
alla presentazione del film e dopo magari tu mi contaras e tu contaras c'è che insomma è il film. Cenciati. Grazie Massimo, Mandi, e come che dicono sempre, già che hanno avuto la pazienza, l'esperienza e il gusto di starnos a ascoltare, come sempre si dice appuntamento, a volte con altri personaggi, con altre storie, con altre novità. Mani a tutti.